Vengo sempre con grande piacere presso questo istituto perché tante sono le iniziative che sono state organizzate e tante sono le iniziative legate allo sport. Io sono assessore allo sport in una città che fortunatamente ha lo sport come fiore all'occhiello. Tante sono le società sportive che riescono a conseguire tanti risultati, ma lo sport è anche l'iniziativa di oggi. Un'iniziativa legata anche all'inclusione sociale, un'iniziativa legata allo sport per tutti. Lo sport deve partire dalle scuole, quindi queste sono iniziative importanti che questa amministrazione naturalmente mette sempre nella propria agenda. Oggi rappresento anche il sindaco. Noi stiamo lavorando oltre a consolidare naturalmente l'attività agonistica con i risultati che ho poc'anzi citato, stiamo lavorando a consolidare quell'attività di strada con la riqualificazione di tante piazze. Ne abbiamo riqualificate 15 con fondi europei, con attrezzature sportive, proprio per dare l'idea che questo sport per tutti deve essere veramente alla portata di tutti, e tanto faremo ancora con i fondi comunitari e soprattutto attenzioneremo sempre iniziative come questa della Cavour, perché sono iniziative che vanno oltre lo sport, sono iniziative anche che danno quell'idea sociale che deve essere lo sport, ma soprattutto quell'idea sociale che deve partire proprio dalle scuole. Quindi complimenti all'Istituto Cavour, noi saremo sempre presenti anche sulle future iniziative, lo faremo insieme al sindaco e alla squadra degli assessori, perché questo è il messaggio corretto che deve partire da iniziative come queste.